ceduto. Caduto! Sei fatto male? No! C'è la pancia, imbazza. Era una bomba. Scoppiò e gli portò via una mano. Quando si perde una mano non è mica una bella cosa, soprattutto quando si è giovani, come Domenico. Già, le mani, sai, sono importanti. Certo. Con le mani puoi schiaffeggiare. Le mani sanno giocare a palla, sì. E sanno nuotare anche. Il povero Domenico, senza una mano, non poteva più aiutare suo fratello. Come si chiamava suo fratello? Si chiamava Francesco. Non poteva più aiutare suo fratello Francesco nella raccolta delle fascine di legna. Un giorno il loro babbo tornò dalla guerra portando con sé una cosa bellissima. Una bellissima coperta. Una bellissima coperta color marrone. Vedrai figlio mio, che quando guarisco trovo un dottore che a te riattacca la mano e a me fa passare questa tosse. Dobbiamo partire, no? Sì. E allora Si parte! Andiamo! Metti il carro sulla strada! Sì! Presto, vai a prendere! Asse! Dai che si parte! Francesco e Domenico partirono anche loro sul carro, guidato dallo zio Vincenzo, l'Albino e anche la zia Teresa. Sì, la zia Teresa ha un sedere così grosso che non ha confini. Una terra di nessuno. Ecco, siamo arrivati! Da Mario! Siamo arrivati da Mario! Mario, tutta la pasta! Che Mario! Non dire stupidaggini! Siamo arrivati a Roma! A Roma! Siamo arrivati a Roma! Comunque, vai a chiedere l'elemosina, via! Signora! Biglietti della lotteria! Biglietti della lotteria! Un biglietto! Biglietti! Grazie! Signora, un biglietto! Signora, sul balcone! Fate la fortuna! Io ho un biglietto per lei! Grazie signora! I nostri due amici, Francesco e Domenico, partirono con il carro da Roma, partirono e fecero un lungo viaggio su strade piene di terra, piene di polvere, un lunghissimo viaggio faticoso insieme a tutta la carovana e dopo tanti giorni arrivarono ho conosciuto un bambino così povero che non ha mai veduto il mare. A Ferragosto lo vado a prendere e in treno a Ostia lo voglio portare. Ecco, gli dirò, guarda, questo è il mare, pigliane un po'. Col suo secchiello fra tanta gente potrà rubarne poco o niente. Ma con gli occhi che sbarrerà, il mare intero si prenderà. E chi sono quegli uomini là in fondo? Sì, stanno urlando che l'argine ha rotto. E che di là non si può più passare. È pericoloso. La campagna è allagata. L'alluvione. L'alluvione. Un arcobaleno senza tempesta. Quella sì che sarebbe una festa. Sì. Sarebbe una festa per tutta la terra. Fare la pace prima della guerra. Già, sarebbe una festa per tutta la terra. Far la pace prima della guerra.